L'Italia importa ed esporta prodotti con i paesi implicati nel conflitto per valori percentualmente ridotti, a eccezione fatta per i combustibili fossili. Anche per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, le percentuali non si discostano di molto. E anche la nostra regione è in linea con il dato nazionale. Precedentemente allo scoppio del conflitto si era già delineata una situazione difficile derivante dall'aumento del costo dell'energia e dei concimi. E questa situazione è stata acuita dallo scoppio del conflitto, che ha innescato ulteriori tensioni sui listini. Infatti, se appunto l'Italia e la nostra regione importano una quota relativamente bassa di prodotti ed esportano una quota relativamente bassa di prodotti da questi due paesi, quindi rivolgendosi ad altri, è anche vero che Russia e Ucraina svolgono in certi settori un importante ruolo a livello mondiale e quindi per effetto domino le conseguenze si sentono anche a livello nazionale e regionale.